Meno Escherichia coli ma più PFAS. È questo il responso della sesta tappa di Operazioni Fiumi, Esplorare per custodire, campagna itinerante realizzata dall'Ambiente Veneto con il supporto tecnico di ARPAV, che ha messo sotto osservazione i fiumi Sile e il Dese. L'eccezione riguarda invece i punti campionati a Santa Cristina e Casale sul Sile, dove il batterio fecale è stato invece rilevato in quantità leggermente superiori alla norma. La situazione è ancora critica sul fronte dello stato chimico delle acque, per cui abbiamo riscontrato anche con le analisi di ARPAV diversi sforamenti per erbicidi, pesticidi e i PFAS, per cui chiaramente c'è ancora molto da fare per attenzionare e quindi proteggere il fiume Sile. C'è una corresponsabilità tra cittadini ed aziende, ma queste ultime contribuiscono maggiormente all'inquinamento delle acque dei fiumi veneti. Sicuramente però la presenza di un tessuto industriale diciamo, influisce sulla qualità delle acque, ma anche ricordiamo attentamente la presenza di aziende agricole, quindi, e anche tutto l'impatto che hanno i reflui zootecnici ad esempio, quindi c'è il comparto della zootecnia sicuramente e del mondo dell'agricoltura ha un impatto importante. Una delle vittorie di Legambiente e di altre associazioni per la protezione delle acque è stata quella riguardante il ricorso contro l'espansione dell'aeroporto, ma molto resta da fare, anche se la nuova rete fognaria voluta dall'amministrazione ha certamente migliorato la situazione. Ma parallelamente anche tutelare la risorsa suolo, quindi evitare ulteriore perdita di suolo con nuove urbanizzazioni e nuove lottizzazioni che minacciano soprattutto le aree attorno dei fiumi di risorgiva, quali ad esempio Rio Fontanelli, la Botteniga o l'area della Storga. L'assessore all'ambiente e vice sindaco Alessandro Manera ricorda che l'obiettivo è quello di allacciare l'80% della popolazione alla rete fognaria. Più persone si allacciano e meno scarichi ci sono direttamente sul fiume. Non esistono più praticamente industrie insalubri che scaricavano nei nostri fiumi, se no commettendo dei reati. Vorremmo arrivare all'80% di allacciabilità a fine mandato, ci stiamo lavorando. Come ho detto, realizzare una rete fognaria e una rete idrica, perché contemporaneamente abbiamo fatto anche la rete idrica, perché c'era una dispersione altissima, non è mai una cosa amministrativamente che ti porta grandi abbracci e applausi, perché chiaramente va a realizzare qualcosa che sta sul sottosuolo e che crea disagi nel momento della sua attuazione.